Oh, buon salve, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente siamo con lei e insieme alla bestiolina andiamo verso Portogruaro a prendere mia morosa. È la prima volta che sale in moto con me, non è la prima volta per lei, diciamo che sono passati un bel po' di anni. Raga, penso che questo qui sia l'ultimo video con questo scarico qua. Detto ciò, prendiamo lei, andiamo a Portogruaro e vi aggiorno più tardi. A few moments later. Bene, siamo arrivati a Porto. Non penso sia stata una buona idea mettere su le braghe estive da moto. Sento un po' di freschetto giusto in quel punto lì. Qua stiamo facendo la Via Crucis. Chissà come dovrebbe essere risalire su una moto dopo tipo 10 anni. Ok che da passeggero a guidarla sono due cose diverse, però quello con la macchina bianca stava per baciare il palo. Vaffanculo che colpo! Che goduria! Senti che botti! Dai Priscilla, passa e non saluta. Salutiamo i nostri amici carabinieri. Allora il piano è questo: andarla a prendere, fare un piccolo giretto per farla adattare, riportarla a scuola così fa l'ultima ora di lezione, così non svanga i coglioni, e dopo andiamo diretti verso casa. Questa frena all'improvviso. Ah, deve girare, giustamente. Sarebbe il colmo che giri dovuto girare io. Perfetto, molto perfetto. Io qua non ci voglio morire, quindi calma. Su questa strada del cazzo non trovo mai nessuno, c'è il mondo oggi. Cadi buco. Siamo arrivati. Questa qua l'ho tenuto. E anche perché è una piccola crepa. 2000 years later. È il mio solito guanto portafortuna, non lo cambierò mai. E tutta la gente mi prende sempre per il culo perché c'è sempre il guanto bucato. Comunque mi ero dimenticato che ho messo la GoPro dietro. Si è accesa? Non si è accesa. Tu, non vedo una minchia. Bene, abbiamo caricato sul bagaglio. Mi sa che dopo questo video le prenderò tante. Quello in bicicletta. Anche ci sono le ciclabili e si buttano in strada. Buonasera. Vedi, facciamo un giro del centro. Salve polizia. Però chi tappa. Allora, la cosa bella è che pesa poco, quindi non la sento, e di conseguenza non la sente neanche lei. Buche. Com'è? Non so perché mi ispira di più a destra. Siamo tornati indietro, che bello. Sì? Signora, s'appacca sui denti. Ecco, l'unica roba da anni, quando si sale in doppio su questa qua, è un po' scorbutica a bassi regimi. È come se tipo scalciasse. Che bella! Ah no, la malastana puttana. Ho i miei posti, i miei segreti. Le orecchie. Adesso ci fermiamo al lago, facciamo qualche fotina, anche perché mi serve per la copertina. Usiamo la figa per attirare più views. Grandi botti. Devo fare solo la foto. Mi serve la copertina. Magari senza i bidoni e la spazzatura di fianco. Non si potrebbe fare, ma non lo facciamo lo stesso. Madonna che strano senza guanti. Bene. Ciao. Allora, fammi pensare. No, ti devi mettere di fianco. Più avanti. E staccato dalla moto dalla foto. Esatto. Sembri imbalsamata. Fai qualcosa con le mani. 6.5 hours later. Ok. Ciao Michael in post produzione. Le paperelle. Buono in umido. Per fortuna che non ho munito di microfono lei, perché penso vi spaccherebbe i timpani. No, sexy shop, la Yamaha. Che cazzo me ne frega del sexy shop, Maliziosi che non siete altro. Aria, tanta aria. Era
Ondeggiamento. Ancora ondeggiamento. Buca. Lavori. Mica che botta. Ha distrutto il furgone quello. Che cazzi suoi? Perché sei troppo in avanti e puoi stare che è più rilassata, dritta. A te sì un ciodo, Dio caro. E ti sa che devo fare pensa perché non ci arrivo a casa. Meglio farla perché non so voglio spingere. Fearless.